Buongiorno, siamo con Gabriele Ugolini, responsabile della logistica per il Nord Italia di Amazon, al giorno dell'inaugurazione del magazzino di Fiume Veneto. Ecco, se ci spiega quali sono le caratteristiche di questa nuova avventura di Amazon qua in Friuli Venezia Giulia. Sì, parliamo del primo centro di distribuzione per il nord-est, per il Friuli Venezia Giulia, aperto il 28 di agosto. Abbiamo iniziato le consegne proprio in quel giorno, quindi circa un mese che lavoriamo coprendo il territorio del Friuli Venezia Giulia e del nord-est in generale, arrivando fino a Udine, Trieste o Treviso, Belluno, Pordenone. L'avventura è nata appunto per poter continuare a migliorare il servizio dei nostri clienti anche in questo territorio. Ecco, i primi 2 pacchi consegnati quali sono stati? Una curiosità. I primi 2 pacchi consegnati sono stati una borsa frigo, dopo tutto era agosto e quindi era ancora particolarmente utile, e un cellulare. Ecco, le caratteristiche tecniche di questo magazzino, se ce le spiega in breve. È un sito di 4.700 metri quadri coperti e attualmente vi lavorano circa 30 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, più altri collaboratori con contratti di somministrazione o dipendenti di società terze che collaborano con noi sul servizio di consegne. Ecco, l'orario di lavoro è principalmente notturno, giusto? Perché? L'orario di lavoro è principalmente notturno per poter garantire appunto ai nostri clienti di ricevere le spedizioni il prima possibile, se possibile addirittura il giorno dopo quello dell'ordine, in tutti i centri di distribuzione che abbiamo in Italia simili a questo. L'operatività è principalmente notturna. Ecco, con il territorio del Pordenonese come vi siete trovati? Ci sono diverse aziende che vogliono già collaborare con voi? Ci siamo trovati oggettivamente molto bene, ci siamo inseriti molto bene all'interno del tessuto sociale e industriale e sia da un punto di vista di richieste di collaborazione come lavoratori che appunto sono interessati a collaborare con noi, che società che hanno aumentato il loro interesse nella collaborazione e poter vendere i loro prodotti appunto tramite Amazon. Ecco, il primo vero banco di prova saranno le festività natalizie. Noi abbiamo una forte stagionalità nella nostra operatività e sicuramente il periodo di Natale è il periodo più intenso. Bene, in bocca al lupo e grazie molte. Viva il lupo!